Oggi inauguriamo la mostra di Gianni Cossu. È una mostra di fotografie scattate in Namibia, fotografie fatte ancora con la pellicola e su cui non sono stati fatti interventi di sorta, quindi un po' un ritorno alle origini. È una mostra molto soft, come l'ho definita, nel senso che non si tratta di un reportage mirato e congegnato anticipatamente, ma si tratta di un viaggio con macchina fotografica appresso, e quindi sono immagini estremamente rilassate, momenti tipici, persone, volti e silenzi catturati dalla macchina fotografica, da cui il titolo appunto di Volti, silenzi e spazi del continente africano. È una mostra godibilissima che rimarrà fino al 25 maggio, giorno in cui, indipendentemente dal risultato delle elezioni, smonterà e darà il cambio a qualche altra iniziativa. È la prima mostra che faccio a colori ed riguarda la Namibia, che è un paese bellissimo. Io tra l'altro sono uno dei pochi che ancora stanno usando la pellicola e in effetti i colori che vedete e che vedrete, per chi avrà la voglia di venire a vedere questa mostra, sono naturali. Quindi le cosiddette dune color albicocca sono color albicocca anche perché di solito si va in quella stagione che là è inverno. È un paese tranquillo, un paese dove si può andare, non ci sono tensioni sociali. È una bella esperienza che suggerisco a chiunque abbia voglia di viaggiare.